Abbiamo il quarto ospite, pieni di interviste quest'ora. Siamo ripieni proprio di- ripieni di interviste, siamo contenti che, è vero, adesso si sta avvicinando l'ora del pranzo, però c'è sempre un via vai, forse non qua davanti, però dalle altre parti sicuramente. C'è movimento, dottore, c'è movimento. Sì, abbiamo L'atmosfera- fatto una scaletta musicale strampalata, siamo partiti dal Latino America, poi siamo andati in Italia, comunque ci siamo tenuti sul folk, sull'etno folk. Ma ci siamo fatti ispirare così dall'atmosfera, da quest'aria che Sì. c'è qui a San Salvario Emporium, perché noi nel nostro edicolando vogliamo essere, come dire, ficcanti, come si dice, precisi, a posto. E allora, dottore, ci è venuta in mente questa bella, non so se c'è una farmacia qui nella piazza, ma ci sarà. Penso di sì, e C'è, poi c'è, è là, siamo in tema con la raucedine, sai, Sì, con questo un esatto. po' di aria, e delle volte è il caso di prendere una pastiglia, di questo Sì, parla sì. questo... Una pastiglia per la gola almeno. Sì, diciamo, almeno una certo, pastiglia per certo, la gola. anche blanda, una blanda Sì, pastiglia. ecco. adesso non vogliamo fare pubblicità. No, assolutamente Volevo no. dire che mi stava venendo da blanda, va bene. Allora io potrei dirle così. Pop, 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 pop. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Para pa 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 pa. Io cammino ogni notte, io cammino sbariando, io non tengo mai suono, non chiudo mai gli occhi, non bevo caffè, batte col che sienta a me, batte col che sienta a me, una persiana che sbatte, un lampione che luce, l'ubriaca che dice bussando alla porta ma rappo con c'è da 3 mesi non dorme più, una bucchella voleva sa, gente decide ma come si fa, pigliate una pastiglia, pigliate una pastiglia, sienta a me, per me fa dormire, per me fa scordare il mio dolce amore, pigliate una pastiglia, pigliate una pastiglia, sienta a me, per me fa sentire come un gran pascià che mi inebria il cuore, dinte vetrine tutte farmaciste, la vecchia camomilla ha dato il posto alle palline, il bicine, fosfato, bromo, televisionato, grammi 003. Ehi, pigliate una pastiglia, sienta a me. Pam pa 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 pam. Po pa 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 pam. Pam pa 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 pam pam. Pam 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 pam. Oh, dottore, allora Dica, no, Mauro. è a posto con la gola? No, io con la gola sono a posto. Dovrebbe esserci adesso l'ospite e poi canteremo la seconda parte, la Piace, seconda quando è così strofa. preciso, quando si prende questi impegni, mi piace, mi piace. Mi piace. No, forse perché mi manca proprio la seconda strofa. Vabbè, però, mica mai, tanto la cerca. Mentre che lei la Sì. cerca, mentre che lei insomma è in cerca di questa strofa, noi mettiamo un maggiore e invitiamo così il prossimo ospite, ovvero Stella Mascali. Eccola qua, ciao Stella. Oh, benvenuta Stella, welcome. Vuoi prendere una caramella, Stella? Non faccia troppo il La fumo, pasticca. dottore. Siamo già stati ripresi perché lei prima stava bevendo in maniera non per No. nulla sostenibile. No, Queste bottigliacce io di proprio plastica. perché stavo dicendo, io Invece non adesso- uso la plastica, ma io uso le bottiglie di plastica dura, quelle che possono essere riutilizzate, e poi questa l'avevo riempita con l'acqua della fontana, ma Sì, non Ci era siamo una- preparati. Non vada a impaludarsi di più. Sì, Allora, Stella, noi continuiamo con te a parlare di a basso Sì, impatto, sì. però lo facciamo nell'ambito dell'ospitalità, possiamo dire, del Bravissimo. bed and breakfast, Sì, no? sì, Perché tu ti occupi di gestire una serie di bed and breakfast qua Sì. nella nostra circoscrizione, a questo punto parlo Sì. in maniera quasi politica. Sì. Ah, proprio una serie. Beh, Allora, io ne ho uno proprio in San Salvario, miei proprio sono 4 ed altri di persone che mi hanno chiesto di aiutarli Ah, ok, nell'ospitalità. quindi e di gestisci gestirli. in qualche modo, sì, dai una Quindi mano. 4 sono miei ed ho sempre cercato questa possibilità. L'ho E sempre tu sei a cercata. impatto zero. In questo momento, almeno con i detergenti, sia per il corpo che per la biancheria che per le case, direi che stiamo andando nella direzione giusta.
Sì. soprattutto con il loro aiuto è stata proprio una sferzata eccezionale, ma anche dal punto di vista dell'organizzazione, perché io sono arrivata a quasi 10 alloggi di gestione, quindi sono ancora sola, freelance nell'organizzazione, per cui Quindi te la cavi da sola, fai tutto con le abbastanza, tue con l'aiuto forze. Sì, di collaboratori. 3 collaboratori che mi aiutano fortemente, però è stato fondamentale la possibilità di avere detergenti, fammi dire, di Sì. questo tipo. Scusa, anche se ha parlato prima Sì. Maiolio, però se lo Devo avvicini un po' di avvicinarmi. più, ecco, anche solo. No? Ok. È vero, è vero. Ma quindi allora fammi capire Stella, tu, stiamo parlando di a basso impatto e tu dici io immagino che ti faccia piacere chiaramente perché è coscienza del fatto che l'ambiente enormemente. sia rovinato e tutto quanto, però credo che tu debba anche fare i conti in tasca. Oggi Bravissimo. come oggi, questa cosa qui è conveniente effettivamente o uno ci deve mettere, come dire, di tasca Con, sua? con questo progetto devo dirti la verità che è diventato sostenibile. Oh, è diventato sostenibile anche economicamente. E questa cosa qui è incredibile perché io ho provato a perseguirla per anni e con grande difficoltà e con dei compromessi perché era necessario proprio economicamente. Certo. Adesso devo dire la verità che sono diventata sufficientemente integralista e grazie proprio a questo progetto, perché credo che si possa assolutamente sostenere. Quindi diciamo tu ci garantisci che organizzandosi in un certo modo si Sì. può fare bene all'ambiente ma Sì. anche bene alla tasca, perché lo so che Sì. poi No, Eh no, è perché poi in fondamentale. fondo, esatto, quello che spesso, come dire, demoralizza le persone perché dicono vabbè ma costa di più anche È il portafoglio, fondamentale, e questo è fondamentale. fondamentale dirlo, ecco, però perché per raggiungere questo obiettivo bisogna organizzarsi, Bisogna essere più informarsi, bisogna informarsi e le organizzarsi. persone che partecipano e hanno avuto questa idea meravigliosa di basso impatto sono molto preparate, quindi riescono ad informarti Sì. e questo per me è stato fondamentale, avere persone che mi spiegassero come poter fare e come quindi si è seguiti. assolutamente, Visto all'inizio che io Tommaso sono era ancora stata lì che ti parlava all'inizio adesso. sì, ma io all'inizio sono stata tra virgolette intervistata, ho risposto a un questionario per spiegare le mie esigenze. Queste persone hanno così risposto tra virgolette con la loro possibilità rispetto a questo progetto alle mie esigenze E in base a e quelle quindi ti hanno io, dato sì, sì, un un servizio. servizio. E quindi io riesco a sostenere questa cosa qui e spero di continuare a lungo e soprattutto dal mio punto di vista attraverso la mia attività che è quella della gestione degli alloggi e dell'ospitalità di fare veramente Che tu possa essere pubblicità. d'esempio, Sì, ecco, per altri. bravissimo. L'esempio secondo me funziona tantissimo perché io sono mamma di 3 bambini, per cui l'esempio per esempio nel riciclo, nel riuso, nell'ecologia è Certo, fondamentale. sì. Quindi riuscire a farlo anche attraverso quello che facciamo, no? Cioè, come si diceva, il creare No? le coscienze è quello che poi ti permette Le parole in futuro. fanno abbastanza, Certo. ma l'esempio è quello che conta, o comunque quello che arriva alla pancia, no? Bellissimo. Bene, E quindi in questo spero caso che sia abbiamo anche la così. possibilità di dare un indirizzo perché mi hai appena, come Sì. dire, ci hai appena raccontato come in effetti poi sia importante poter proprio andare Certo. a parlare e a raccontare quelle che sono le proprie esigenze e farsi, come dire, fare un piano su Certo, misura in certo, modo tale che tu possa assolutamente. affrontare questa. Per decidere anche, no? Quindi puoi anche andare tu che hai tante attività, Certo, dottore, non private, faccia lo spiritoso, faccia no, tutte perché- le cose, si faccia dire gli spostamenti, le cose. Noi poi può diventare- sposiamo appieno Stamattina ecco, abbiamo la fatto causa, un anche se come attività ne abbiamo pochissime, però noi siamo anche impatto, se non zero, comunque 2 o 3, ecco, Zero, cioè, zero, uno. Siete siamo, vicino, via. siamo vicini. Abbiamo Ecco. fatto un grosso passo avanti questa mattina con Sì. l'acqua, adesso me ne farò dare una anch'io. Bravo. Stella, ti facciamo un grosso in bocca al lupo Grazie, per crepi. la tua attività e Grazie. per quello che è il tuo tipo di esempio. Noi a questo punto Grazie. salutiamo Sì, Stella, la seconda strofa. Mao, sì, no, adesso chiudiamo noi Chiudiamo perché noi, grazie, sono grazie pieni Stella. di Sì, Grazie mille, Mao, Stella. l'ho trovata, fammi vedere perché non la trovare. trovo più. Vede. Se no possiamo. Ecco, sì, vede che l'ho trovata. Va bene, Ecco. allora facciamo così, dottore. La prossima strofa, al prossimo collegamento, laddove saremo direttamente orientati verso la musica di strada, ma non è solo musica che uno dice di strada, è una musica che mette insieme anche i talent show e i social. Lo Ah, facciamo sì? tra poco con The Basker. Resti lì, a fra poco. A tra poco.